Sì, Mi parli già. di mucca e vitello? Cioè, che cosa dovrebbe avere questa? Buona, una bella ragazza buona. Sì, siamo d'accordo, però di particolare che cosa dovrebbe avere? Cioè, dovrebbe, non lo so, combattere con mucche, vitelli. Vitelli, pecore. Ora ti spieghi meglio. Sì. Cioè, praticamente a te interessa una ragazza che lavori con le mucche Certo, e con i vitelli. Certo. Con le mucche o con i vitelli? tutte le cose, mucche, vitelli, pocce, maiali, come si chiama. Sì. E come mai hai questa predisposizione per... Perché a me mi piacciono tutti questi animali. Ah, sei amante degli animali? Delle mucche? Le mucche, Dei vitelli? le pecore, cavalli, tutto. Ah, le pecore ti piacciono più? Pure, pure. I cavalli? Certo. Le galline? Certo, conigli. Da piccolo? Ah, madonna mia. Sì, da piccola, sì. Da piccolo? Sì. Cioè, tu da piccolo praticamente amavi questi animali? Certo. Ascoltami Carlo, tu vivi da solo? Mio papà. Con tuo papà? Sì. Abiti in una casa tua? No. Giusto? Sempre mio papà. Sì, ma dico tu e tuo Sì, papà soli? sì. E a casa avete degli animali di questo No, genere? no. Niente? Niente. E come mai? Cioè, magari per tuo papà che... No. A casa animali no. Niente? No. Gli animali dove preferisci tenerli? In campagna? In campagna. In campagna. Appunto per questo tu, dato che sei amante di questi animali, vai cercando una donna Certo. che ce li abbia. O le mucche, o i vitelli, o le So galline. che- so che- Vabbè. A parte questo, che genere di donna ti piace? Cioè, che cos'è in una donna che ti attira, che ti colpisce? Cioè, No, una zona... scherzare. Com'è? No, parlo giù signore. Dico, una zona magari che a te potrebbe piacere della donna. Esatto. Quale sarebbe? Ma ti dico la domanda molto più precisa. Tu quando guardi una donna, esatto, la prima cosa che ti attira in una donna, vedendola dall'esterno, Il che cos'è? culo. Il sedere. Certo. Il sedere. Cioè, ti piace il sedere. Sì, certo. Dopodiché, la seconda cosa che guardi? Le tette. Le tette. Le tette. Quindi automaticamente le cose che interessano sono il sedere e le tette. Successivamente, dopo, che cosa ti interessa? So come interessa. La bocca. La bocca. Il basare. Come la dovrebbe avere? Come? Cioè la bocca come la dovrebbe avere? Com'è una bocca che ti piace? Bella. Formosa, Certo. bella carnosa. Tutta bella. Esatto, no, mentre le tette come ti piacciono? Descrivici. no morbide, dure. Dure, Sì. belle. Belle coccanti. Tipo? Belle. Presentaci, non so, un esempio. Come le dovrebbe avere? Tipo, non so, tu lavori nella frutta e verdura, giusto? No. No. Aiuti all'amico. Sì. Però la frutta ti piace? Certo. Tipo, attenzione. Cazzo di Non ti preoccupare, meno male che c'ero io, che ti ho tenuto. Allora Carlo, dimmi, tu lavori nella frutta e verdura. Se noi dovessimo paragonare le tette o il sedere di una Sì, donna sì. a qualche frutto, a che cosa lo paragoneresti? E com'è? Aspetta, mi spiego meglio. Spegno. Mettiamo il caso che tu devi guardare il sedere di una donna o le tette. Sì. Esatto? Sì. Lo devi mettere a paragone con un frutto. Vabbè, il frutto è morbido. Morbido, dipende che frutto è. Ecco. Il culo deve essere Cioè, bello. il sedere. Il sedere deve essere bello, non morbido, un pochettino Un pochettino più duro. duro. Certo. Lo vuoi bello duro. Certo. E le tette lo stesso. Certo. Perché le cose molle non ti piacciono. Giusto? Certo. No, cose morbide no. Belle. Cicigne. Cicigne. Perfetto, va bene Carlo, avvicinati un pochino. Sì. Va bene, ora parliamo invece dei tuoi hobby. Come passi il tempo in una giornata? Nella giornata io, come si dice, lavoro a cogliere la verdura, Sì. a cogliere il fenocchiello. Sì. E certo me ne vado a mare a cogliere i pongoli. Ah sì? Sì. Hai questa passione per Sì. Ne cogli molti? Sai, 2 kg, 3 kg. E cosa fai poi? Te li mangi tutti? No, ci do un pochettino Agli amici? amici. Cioè pensi per gli amici? Certo, un pochettino a lui, un pochettino a là. A parte questo, non lo so, ascolti musica? No, Musica niente? Niente. Non ti piace? no. E come mai? Mi piace, ma qui mi porta a discoteca a ballare. Questo signore... Vabbè, ma non è per ascoltare musica, non è che c'è bisogno di andare in discoteca. discoteca sei per ballare... Cioè, a proposito di discoteca, tu sai ballare? Sì. Che genere di ballo sai ballare? Io faccio... come si dice? Ballo... Ballo, Boh, il ballo di coppia o il ballo solo? no, di coppia. Di coppia. Sì. Cioè sai ballare praticamente i valzer, le mazurche? No, questo no. Niente. Il ballo di coppia che è? Il lento? Lento. Il lento, il fermo lo sai ballare pure? Sì. E il movimentato no?
No, Solamente il lento e il fermo. Beh, per te già è qualcosa. certo. Però la musica l'ascolti. Oh yeah.